Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. Amigos estimados, saluti a tutti e benvenuti alla nostra Tobio con cosas bellas che oggi ha portato a Casteddusardo in Sanglona, dunque a su cava e susu della Sardegna, Calteddu, come tu serrianti Castellanetos. E pensate che a noi in Sierru ci vivono quasi 6.000 persone, ma in Sistari è tutta un'altra cosa, migliaia e migliaia di persone, di turisti che vengono in noi per ci passare in ferie. Poi Casteddusardo è un luogo connoto di aderus in ogni allacca, in tottue, poi è considerato uno dei più bei borghi d'Italia, o ancora in Francia, in questo luogo che si chiama le plus beaux villages de la terre, ancora posto in città reggias della Sardegna e fai parte di questa conferenza permanente delle città storiche del Mediterraneo. Di aderus dunque a un luogo di spanto che imparaus a conoscere impari e poi vieus su museo che sapete ad voi in cosas bellas. Casteddusardo è posto sul Golfo de Sasinara e tiene uno sciacumanno de playas con roccas e altre, come questa de Lubagno, con arena vini e bianca. De noi c'è una mirata di spanto, poi si binti vinzas is playas de sa Corsica. E poi siamo in su castello de Bellavista, costruito da sa famiglia nobili genovesa de Sdorias in su 1270. E in noi, in questo anno, ci viene mera persone della Liguria e della Corsica e contare mera e in storia del Medioevo della Sardegna, con sa goia de Brancaleone Doria, con Eleonora d'Arborea e poi sa storia dei spagnoli che in sabetari del 400 tanti conquistao, ma poi in su 1767 è passato ai Savoias e denzandosi ha piegato pure questo nome che danno noi, Castelsardo, Casteddusardo bonosus. Una delle cose di importante dell'identità di tutto di Casteddusardo è su canto a concordo. Esti sa Gita Santa, con i rituali dei Luni Santi, del scravamento e della professione, che comincia da proprio in sa cappella di Santa Maria, con sa confraria di sa Croce Santa e arriva da Vinza da Saseu di Sant'Antonio Abate. E noi ci sono belli campanili del Saseu di Sant'Antonio, ma se veniamo noi a Casteddusardo può visitare sul museo dell'intrigo sul Meso Mediterraneo e dunque questo luogo che è esposto a intro della fortezza dei Sdorias è un luogo onde si studia da tutta l'arte antica dei sessinai, intrigai, poi vai con su strege venu, tutte queste fainas, un luogo manno, posto in Dusprano, con una esposizione che sarebbe a conoscere meglio su quest'arte antica, che oggi è tutto, va in tis feminas a foras del domo, e si va in biri dei turisti, dei gente, come ti preparano le fainas cosanzoro, e tu su ben in tv, dunque è una cosa di importo per tutta questa comunità. Dunque andavo a biri con questo strege venu, con pramedo, feno marino, raffie, tutto canto e andavo su un pari e conoscevo su queste cose belle di Casteddusardo. Vieni con me. E questo luogo di spanto che conta la storia antica di Casteddusardo e in noi invece questa tradizione di questo luogo, questa tradizione in tutto su stretto del Veno e addirittura hanno fatto un museo e tutto per contare questa faina manna che si fa in Casteddusardo.
Torica è una delle femmine e dei uomini di questa cooperativa che accompagnano i turisti a conoscere questa tradizione in manna. Ci fu un meda posentu su noi, è un museo mannu meda e si comincia da questa prima istanza che ha gattato su cose, mi pare, Savaina del Suvani, punti. E tutto successo, no? Poi si cominciato con i gusti stregio. Tanto questa camera è dedicata soprattutto per quanto riguarda la tradizione, quindi abbiamo dei musei libanesi che venivano intrecciati tanto tempo fa e venivano trattati per settacciare la farina, quindi per si alzare la farina e da poi una volta si è alzata la farina, sappiamo che la farina in pari culeva e l'usale veniva trattato, veniva misciato per poter fare i bani in casa. E quindi abbiamo due volmi di baneri, come ti potremmo vedere, quindi i golbuli, che sono che hanno i bordi laterali un poco più alti, mentre invece abbiamo i canestri, che sono i baneri che imparano a tipo piatto con i bordi laterali un po' più bassi. Potremmo vedere infatti che questi baneri, che vi sono in questa camera, hanno poche decorazioni, perché in effetti quando venivano trattati per panificare, quindi per si alzare, per tenere i bani crudo e cotto, una volta cotto, le decorazioni non servivano assai. Non c'era bisogno, esatto, infatti, ecco. Infatti potremmo vedere che vi sono un po' di canestri, dopo vi sono gli siazzi, in questo caso lo siazzo che vediamo dentro la vetrina non è un siazzo che veniva trattato in oga, ma invece lo centro Sardegna, perché potremmo vedere che è fatto con delle file di yunku, mentre invece Kilto praticamente fa parte di tanti siazzi, uno vicino all'altro, fino ad arrivare allo siazzo finale che è questo praticamente fatto in sedda. Quindi i più fini, perché da poi praticamente veniva gulata la farina che veniva trattata per panificare i signori. Perché giustamente chi panificava, tempi che furono, panificavano i selvi. Che a Vali Fortuna non esiste di più, però l'ubani bianco veniva di musicotto per i signori, mentre invece l'ubani di Grusca, l'ubani l'ubani Niedu, si veniva gotto per i selvi, mentre invece a Vali potremmo vedere che l'ubani di Grusca è un pane un bel ricercato, proprio perché comunque è dietetico. Mentre invece prima non era di così. Dunque, però una cosa mi è da pratica. Dunque, questa questione dei materiali e delle cose che si usano, e poi è cambiato tutto. Prima, data si fa niente questa cosa. Allora, in questa vetrina potremmo vedere ad esempio che vi sono i materiali, quindi vi sono i materiali tradizionali, quindi che si trattavano prima, e quindi erano dentro l'alpiga dello drigu, praticamente veniva pigliata da mussi la bianta, lo drigo veniva trattato dalla farina, mentre invece non si ittava nuda, quindi lo ratto, quindi lo gambo, veniva trattato all'interno dei baneri, quindi la parte interna dei baneri, mentre invece la parte esterna, quindi la parte che tappava, erano le foglie della balmanana, che praticamente la balmanana è questo materiale che veniva alfettato, ovviamente veniva estirpato, veniva tirato dalla pianta, veniva lagato a seccare. Dopo una volta seccato veniva ammorbidito con un po' di d'eva, quindi ammodigato con un po' di d'eva e poi veniva trattato, veniva aperto e veniva trattato di una fogliarella per tappare i baneri. E infatti questo materiale veniva usato per questo tipo di vetture. Ecco, ma in moi non si può usare bruso. Allora, a Vali questa non si può più trattare perché in effetti intorno agli anni 60 un bè, di musi, nani tirato un bè, perché giustamente non veniva trattata solo bali baneri, ma veniva trattata pure bali impagliatura dei gadrei, pure bali dramazzi. Poi bustino su dei femmine, sa cosa quanta è sì, schina. Sì, tanto la balma veniva trattata per tanti cosi. E quindi, siccome questo è il germoglio della balma, quindi proprio l'ugore della balma, una volta che tutti righiltu, la balma muore. Quindi, da di un bel poco, intorno agli anni 60, si sono avvizzati che comunque la balmanana, che è una macchia mediterranea protetta, era già morendo, quindi era in via di estinzione. Tanto hanno deciso di bloccare tutto quanto, per poter tornare ripascire la situazione. Ava è sempre protetta, però qualcuno continua a tirarla, giustamente sempre in maniera minore rispetto a prima,
pure perché questa balma, la potremo vedere da voi quando andiamo al piano superiore, veniva trattata pure all'intreccio dei balmi la settimana santa. Certo, e devo sapere dopo di questa spura. E dunque, se pensi da quando non si poteva usare più sa pramitedda, e ta usa ianta, e ta usa Allora, tanto in alternativa, Padrentu si comincia a trattare dall'anni 60 fino a oggi la pagliola, che è sempre un materiale che cresce in Sardegna, in Castello in particolare no, quindi bisogna spostarci verso la zona Drugoghinas. Comunque è un materiale che cresce in Antaliduni di Rena, un diviso i fiumi comunque, mentre invece per quanto riguarda la Balti di Vura, quindi in questo caso la bagliola, viene tappata dalla raffia grezza, che è un materiale sempre vegetale, però non cresce in Oga in Italia, cresce in Madagascar in particolare, quindi è un'isola dell'Africa, viene buttata in Oga in Italia, in particolare a Firenze in Guinea viene trattata e quindi noi potremmo avere la possibilità, una volta smerciata così, di trattare la raffia naturale che è questo color panna, mentre invece potremmo trattare pure colori diversi, colorati chimicamente, quindi con prodotti chimici, oppure colorata con prodotti naturali in casa. Infatti le signore qualche volta trattano il ludè per dare queste tonalità di colori. Oppure potevano trattare, perché pure i secoli passati, trattavano ad esempio la ghessa, quindi i fogli della ghessa misciati con i ratti della ghessa, oppure i frutti della ghessa, che sono questi frutti minori di rui, che noi sappiamo che la ghessa, che questi frutti venivano trattati pure da un olio particolare, che è abbastanza prezioso. Veniva trattata pure l'inestra, che è una pianta comunque che cresce pure a valle, che ha questi fiori gialli, eccetera. Quindi giustamente all'epoca si trattavano i colori che si potevano acchiappare in natura. Tante cose belle che ci funti a parlare di ognuno di queste cose che si cantano in noi, si contano queste storie tutto, di questo luogo, questa capacità delle femmine, funti prevalentemente femmine che parlano, sì, questo è un travaglio, no? Esatto, questo è un travaglio prettamente di femmine. Sì. Poi te devo pubblico insistare quando si viene di noi in Castellusardo, può fare il suo turismo e tutto canto, in mera domicedda, ci punti femmine fuori, che punti traballendo aici come ti bieu su noi e poi bendi e tutto canto. Dunque è una cosa di importo umano in noi. Sì. Oggi è tutto è una cosa di importo umano questa tradizione. Questo che ho visto noi a cantarnos Sagata. Tanto tutti i baneri che vi sono dentro ai vedrini di questo museo praticamente risalgono allo secolo passato, quindi siamo fai dentro del Novecento. Ce n'è qualcuno che è all'inizio del Novecento, altri sono tutti intorno agli anni 30, all'anni 40. A parte che alcuni in particolare che è un ben recente, tipo questi due che vi sono gli adananzi. Questo noi innanzi ai scrobi, si usa 264 e 263, i tavunti. Questi sono due unità di misura, quindi chi più minoreddo è per 1 chilo di farina, mentre invece lui che va a fianco, sempre a sinistra, a manca. È di 3 kg. 3 kg. E quest'altro invece questa è vecchia. Questa è vecchia, però bisogna dire che questi due più recenti sono intrecciati con la raffia grezza e dentro la bagliola, mentre invece questo che va a dritta, che è sempre un'unità di misura, questo corrisponde intorno ai 10 kg di farina. Accanto a 10 kg? 8-10 kg di farina. È fatto sia dentro con le stelle della pica dell'Udrigu e fuori invece con la balmanana. Infatti potremmo vedere la differenza, a parte il fatto che il libro è più vecchio, però la differenza si vede. Bisogna dire che i baneri che sono stati intrecciati, i primi baneri che sono stati intrecciati con una tecnica particolare e quindi con la tecnica chiamata punto. Quindi era un giro di materiale, in questo caso balmanana, e un punto l'ordito, il giro che va sotto. Giustamente per poter fissare questi punti si tratta di una uggia con un culo da uggia abbastanza largo per poter permettere lo filo la vetta della balma di poter entrare. E quindi proprio una vera e propria cucitura. La tecnica appunto è proprio una cucitura abbastanza fissa e fitta, proprio per permettere ai baneri di essere abbastanza resistenti. Mentre invece gli altri due sono intrecciati con la tecnica a torsione e quindi sono diversi giri di palmanana o raffia grezza
e due punti e lui giro che va sotto. Quindi come paneri, come consistenza è un po' più stenta, quindi più fragile, mentre invece ghida è più forte. E questa tecnica cosiddetta torsione è una tecnica che si usa più veloce, pure perché a Vali i baneri non si usano più proprio battini, farina, bani eccetera, ma è più che altro uno scopo per far bene i gasi. E sfemmina se molta punti vadenti, e andare a vedere, cosa sta esti? Cosa sta facendo essa? Tanto che sono trattendi la bagliola dentro e la raffia grezza colorata chimicamente, quindi comparata così. La raffia grezza, chi sa naturale e chi sa color panna, che era mi dicendo, mentre invece vediamo che la signora a dritta va alle colorazioni. Come ti serie? Signora Maddalena. Maddalena. No, si chiamano tutte e due signora Maddalena. Tutte e due signora Maddalena 1 e Maddalena 2. Anda bene. Tanto, signora Maddalena a dritta intreccendi una specie di piatto, potremmo vedere che il fondo è a bicchi, che è una tecnica che si usa così proprio a bellilo baneri, ed è una greca a fiori, infatti si può vedere. La raffia grezza infatti era di gente che in colore naturale da poi ha trattato la nieda e la ruia colorata chimicamente, mentre invece signora Maddalena che ammanca è intrecciando una specie di golbulitta con un disegno abbastanza recente, appartiene all'epoca di cosiddetto tavolara, ed è un disegno astratto. Vediamo che è una specie di onda a due colori, e infatti il purughilto è intrecciato trattendo sempre la bagliola dentro e la raffia grezza colorata chimicamente purughilta, aranciona e color panna. Dunque, non soltanto se vendi o vivo come ti traballa tra due signore che punti in noi, ma questa è scelto su primo, che è sapusento che ci punti in noi, due spranos del museo, dunque ti tocca andare a vedere e ti ha dato successo. Poi in certa stanza ti ha gattato, se te lo sa gattare. Tra in noi andavo a vedere, ti ha cesto, ma contavo uno spanto di tutte queste cose, andavo a vedere, atturavo sempre in esposizioni di Crovisi, dell'altro canto, ma su 60, 70 del suo secolo passato. Pure degli anni 20 e gli anni 30, sì, del secolo passato. In Oga praticamente noi siamo già cominciando a vedere proprio il cambiamento dei baneri, quindi dai baneri venivano trattati per panificare in casa, a invece dei baneri che venivano regalati dai signori nobili di Galteddu a altri signori nobili che magari non erano i stessi paesi. Quindi in particolare in Oga vediamo che vi sono due pezzi di roba, un divisore dei disegni. Questi disegni... E punti questo disegno? Poi voi sei ubiuso, tornate a fare a entri su stresi. Sì, infatti, come hai detto voi, vi sono dei disegni soprattutto delle bigioni. Sono dei disegni che venivano ricamati in questi pezzi di roba. Quando la signora nobile voleva regalare un paneri, diceva a Isa che faceva i paneri mattessi, che erano di solito femmini poari, copiami il tuo disegno e mi fai una golbola o un canestro. Quindi da gira il tuo pezzo di roba, chissà persona che gli fare il tuo paneri lo guppiava, e da poi giustamente veniva tornato in darredo la mattessi roba che la signora arrivava. Però questo mi pare che appunto tutto semplice, invece questo punti traballauso diversamente. Vero. Come ti punti questo? E ti traballo è questo? Come ti in Oga avevamo un poco di baneri che venivano trattati, quindi intrecciati con la balmanana, come abbiamo detto prima, e potremmo vedere questo in particolare il numero 172, che è il disegno di la rosa, perché è il disegno di una rosa, è praticamente colorata, la balmanana colorata con la macchia della ghessa, e infatti dà questo colore di marrone. Mentre invece l'altra vedrina, vediamo che vede la balmanana sempre, però vediamo che vede un colore nero abbastanza lucido. Questo colore nero è raffia plastificata, che veniva trattata dagli anni 70 e agli anni 80, 1980.
A vali, per fortuna, non si usa più il raffia plastificata, o manco si usa un bel di manco, perché non è naturale, la dice la parola Mattessi, che è plastificata. E quindi, proprio dentro il museo, è proprio l'ubanieri di museo originale, quindi sempre con materiale vegetale, e quindi la raffia grezza o la balmanana. Dunque, a questione di altre cose adesso un museo, andiamo ad abire in parco, andiamo e faceste in questo aposento, andiamo a vedere. E dunque in questo aposento vi è usuita commenti, questa scrobisi, questa cosa, questa faina diventano un baghetto più moderna. E dunque altre tecniche, evoluzioni, laboratorio, traballo nuovo, come si fa? Noi siamo arrivati agli anni 50, anni 60, onde in Caltero nascono i primi cantieri, sempre onde partecipavano solo femmini, cantieri per di manni, onde potevano partecipare pure 30-40 femmini che si punivano a intrecciare pure bali guerrieri, soprattutto in Oga e la zona alta. Qualche volta vi sono pure delle fotografie vecchie del tempo che si punivano a intrecciare innanzi ai terrazzi del castello. In Oga vediamo che c'è un poco di baneri, una rappresentanza di baneri con una tecnica proprio che è cominciata in chissà anni 50, come anni si 60. serve a questa tecnica? Si chiama la tecnica Bicchi. Ah, Bicchi. Ecco, e quindi, poi avete tutto aici stampata, allora, in Oga possiamo vedere che vi sono un po' di decorazioni, la raffia è sempre raffia grezza, però vediamo pure che vi sono dei baneri con l'uiru talmente fini che sono fatti addirittura con 3 paglioli. Quindi più fini è l'uiru e più pregiato è lo banere. Vediamo che ci sono proprio dei disegni in particolare, tipo questo che va innanzi allo piedistallo, è chiamata la greca a bulgaru. È una greca un bel colorata, come possiamo vedere, ed è proprio una greca di questo periodo, degli anni 50. Da poi invece vediamo che c'è la greca ondi in oga sotto, la greca a rosi, e in oga, come possiamo vedere, vi sono diversi iri di picchi. Ecco, qui ci sono delle piatti che si viene più che altro a offrire dei dolci. Mentre invece infatti, questo che ti volevo domandare, per il caso gusto, noi siamo passati da questo sostreggio che si usaia da posto traballo, da ogni dia, che si sia cosa, fino a questa cosa che invece fu una cosa moderna, che si vende ai turisti, mi pare, che hanno tanti più questa funzione che tenevano prima, ma noi futi diventati in caglieria, sopra mobili e tutto quanto. Addirittura perché negli anni 50 comincia in Calteddu a perdere l'abitudine di un paese prettamente basato in alla belga. Quindi, soprattutto dalle femmine, c'era a questi tempi un uomo che arrivava da Cagliari che girava praticamente con parenti libanesi. Quindi arriva in Ghini il primo artigianato. Quindi cominciano a nascere i primi alberghi, i primi ristoranti, ma stiamo vedendo delle cose abbastanza semplici. Però comincia proprio il commercio vero dei libanesi e quindi cominciano a inventare delle forme. Infatti possiamo vedere che c'è la forma della borsetta, che stiamo vedendo degli anni 50, la borsa in palmanana, intrecciata con diversi tipi di buntu, come possiamo vedere, sempre in palmanana era medigente, dopo c'è un postaghi, dopo vi sono le giccare del caffè con la zuccherera, delle portagioielli e così via. Giustamente, come era dicendo di voi stessi, il viene solamente di musica bellina a casa, certamente non veniva trattata per panificare. Questa è proprio tutta l'evoluzione dei rubaneri, quindi da quando è nato di musica proprio per essere trattato in casa, fino all'idì d'oggi, che giustamente Calteddu Avali è basato soprattutto in antaludurismo, e quindi in antaludurismo ha fatto dell'intreccio di Calteddu proprio una cosa vera e propria, un'economia vera e propria. Veda di purtroppo in questo periodo, in quest'ultimo periodo, quindi si è bloccato intorno agli anni 70, i giovani d'Avali preferiscono non intrecciare più, pure perché l'urbanieri Avali non è più pagato come potesse essere pagato prima, perché negli anni 50 e 60 un bel di femmini hanno proprio mandato davanti la famiglia grazie al tubanere, perché purtroppo, essendo i beccatori, erano un bel di tiri maestrali, un di a mare non si poteva uscire. Quindi invece si vendia l'ubaneri
la femmina in casa aveva un ruolo ben importante, pure perché in Castello il ruolo era matriarcale, quindi la femmina comandava innanzi a tutto. Mi pare che stai in Tognalogo in Ma andavo a vedere noi tadenesi. Dunque, se noi passiamo, e noi a questa che potevamo questa produzione di sfaina, questa antica, passiamo a questa moderna, a questo tutto questo che abbiamo oggi in negoziati, e in noi pure però punti tutto forma strana, particolare, si può usare, può altre cose. Conta si pago pago. Tanto in Oca siamo arrivati agli anni 60, anni 70. Potremmo vedere infatti che ci sono dei baneri abbastanza manni, come in questo caso che sono delle porta biancheria, eppure l'altra vedrina, e hanno delle forme particolari, dei nomi diversi. Questi sono dei gestoni e questi invece sono i bontini. Servono tutti e due come in porta biancheria. Nuda sono intrecciati sia in raffia grezza che in palmanana come in questo caso, però questi appartengono alla collezione cosiddetta Tavolara. Saristi l'ingegnere di museo del secolo passato e ha disegnato un bel di disegni per poter essere riportati da voi in Antalibaneri. E così è successo. Questo Tavolara ha dato pure un nome al palazzo Tavolara che va in Sassari, dove in effetti fino a poco tempo fa era una grossa esposizione di baneri di artigianato saldo. Ma con tutta forma geometrica, tutto particolare. Infatti, proprio per quanto riguarda Tavolara, ha proprio disegnato questi disegni geometrici. In particolare veda evidenziato ad esempio questa bontina, che è quello disegno che viene chiamato egiziano, mentre invece l'altra, potremmo vedere, che è del disegno a bulgaro, come che abbiamo visto prima in Alto Piatto. Certo. E poi invece gli altri vedrini vediamo che c'è una serie di canestrede col buleddi, quindi stiamo facendo di dimensioni più minori, che servono magari per contenere un po' di caramelli, un po' di dolci, che andare lì un ospite in casa, infatti, oppure si appiccati alle muri. Noi infatti ci punti di femmina in questa gropi, bello disegno su un femmina, se tutto canto, sta scritta Castelsardo, Casteldusardo e tutto canto. Dunque, in noi però si firmava, poi andava soprano de Susu, poi ci punta altre cose belle a Castiglia, e ti cattavo su Susu, e ti accesti. Lo piano di sopra? Sì. Il piano di sopra, di musica, vi sono argomenti, vi sono 4 gammari, argomenti diversi. Questa parte del museo, su Rano de Susu, è tutto dedicato a pesca, su mari, i frumini e tutto canto. Dunque, è se obienti noi, intanto su traballo po' pescai, e itta però. Divide come si intreccia una nassa. È una tecnica che Edo ha ereditato dallo babbo, che era pescatore, e giustamente Edo Buru quando era minore aiutava lo babbo a pescare, e quindi è una tradizione che ha imparato dallo babbo ed si è tramandata da babbo in figliolo. L'intreccio di questa nassa potremmo vedere che è intrecciata interamente in canna. Giustamente signor Nino la ganna si raccoglie da solo in un periodo di fine febbraio, soprattutto in luna d'osta. Luna d'osta praticamente è la luna calante, quindi è da poi la laga secca o comunque l'alfetta, la dravaglia, e la può trattare così da poi la nassa. La nassa questa è per pescare a ligusta, mi pare. Questa è per pescare a ligusta, perché in effetti la nassa di solito viene intrecciata pure trattando lo iuncu, che è sempre un materiale che cresce comunque in tutta la Sardegna, non solo in Castello. Però lo iuncu, una volta che è secco, pur se a contatto con l'eva, è un materiale abbastanza delicato. Quindi si può trattare la nassa intrecciata in iuncu per piccare pesci diverso tipo di pesce. Mentre invece la ligusta, che comunque è un crostaceo ed è dotato di gheli, quindi cosa fa? Dentro, una volta che entra dentro la nassa, dentro di sci. Quindi il pescatore giustamente ha pensato di rinforzarla interamente oppure di intrecciarla direttamente in canna, perché la canna, la ligusta o l'ugubanti, che sarebbe in italiano l'astice, non riesce a tagliare così impressa la canna.
Invece, davanti a signor Nino, possiamo vedere che è una nassa un poco particolare. Cosa puoi dire? Anguida, puoi dire? Chi serve per pescare la murena. La murena è in pratica che subesciu, che pare una biscia, che pare una golora. Una volta che entra la murena si agita, perché comunque si mi rende conto che imbara in trappola. E quindi signor Nino, o burro i pescatori comunque che andano a pescare e sanno cosa è la murena, ha pensato di intrecciarla interamente con fetti, con degli stecchi di materiali sempre vegetali, però che crescono spontanei in Sardegna e che sono ben resistenti, quindi stecchi di olivastro, di cisto, mirto, eccetera, che comunque è più resistente rispetto alla ganna. Pure questo materiale, mi era dicendo il signor Nino, che l'accogli sempre nel periodo di febbraio, perché è un periodo buono per la raccolta di questo materiale, è sempre in luna addossa. Quindi da voi lo laga secca o comunque intreccia, perché comunque in questo periodo è il periodo proprio giusto per poter intrecciare o comunque accogliere questo materiale. E di questo materiale poi noi siamo viendo uno scanto, altro modello, sotto de nassas, e altre cose che sentiamo viscani. Allora, come intera mi dicendo, questo museo riguarda la tradizione di Galteddu, ma siccome è un museo dell'intreccio mediterraneo, abbiamo pure tradizioni che non so solo di Galteddu, ma di tutta la Sardegna in genere, e pure qualche cosa del Mediterraneo in generale. Certo. Infatti voi dopo lo sapete pure altre cose che appunto... Sì, perché infatti questa gammara è dedicata alla pesca palustre e quindi siamo vedendo della zona di Gavras, un episodi stagni. Infatti c'è un vassoi. E questo è l'Uvassoi, che è praticamente la barca che Silvia è stata trattata fino agli anni 70 in Nanta che si stagni, e poi vedere che in effetti è fatta, costruita con questo materiale che dentro è spugnoso, quindi non è boida, il materiale non è boido come la ganna, perché la ganna dentro sappiamo che è boida. Certo. Questa invece è spugnosa, perché praticamente quando veniva accolta, veniva raccolta, quindi messa in pari con dei funi in piccoli fasci. Quindi possiamo vedere, infatti fassoi in italiano significa fascione. Fascione, ecco, certo. quindi tanti fasci messi in pari, li ha con dei funi, e da già ne origina questa valca. È particolare questa valca perché ha una forma tronca, perché noi sappiamo che ad esempio nell'antico Egitto trattavano i valchi con due punti, questa invece puntano solo una, perché veniva beccata da leva, messa in posizione verticale, quindi a lampedi, i ganni che silviani come teppertica venivano messi ad arredo, e in modo che leva, una volta finita la di beccata, leva il guttigliava tutta e la valca una volta asciutta la di fatto poteva essere trattata da torra per poter andare a torra innanzi allo stagno. Questo invece 30 livedrini è una serie di nassi che venivano trattati sempre dentro gli stagni per pescare l'anghida o pesci che comunque sappiamo di pulimuzzari, che comunque è una prelibatezza lui di limuzzari che viene ricavata dalla bottarga. Certo. Quindi siamo vedendo di pesca a palustre, mentre invece il signor Nino già fa vedere proprio una tecnica che riguarda la pesca nel mare. Certo. E noi ci potete scattare su pesci. Questo in particolare era un contenitore battini l'ubescio una volta beccato dal vassoi, mentre invece chissà altro che va da Nanzi può notare che va allo bordo fatto con un materiale diverso dalla ganna, sì. quindi dall'intreccio, chissà si chiama coffa. E la goffa, pure il signor Nino la sa, la goffa mentre in Calteddu veniva magari intrecciata sempre con la ganna, quindi il baniere veniva fatto in canna, in Calteddu il bordo, anziché avere questo materiale vegetale, era sempre in suaru, vero signor Nino? Quindi era una lenza lunga 1 chilometro, 1 chilometro e mezzo, ad ogni distanza di cosa ne so, di 1 metro veniva messa addosso un'altra lenza che falava perpendicolare e finiva con l'ammo. Quindi all'ammo si veniva messa l'elca, quindi una volta che era confezionato, che l'ammo veniva attaccato allo suaro. Una specie di balamito. Una specie di balamito, infatti balamito coffa. Questa veniva trattata in anta dei mussi palabesca palustre, mentre invece balusuaru, quindi l'ultimo bordo con l'usuar, palabesca nel mare. Sicuramente il signor Nino non avrà fatto più di una di goffa. Tu credo, visto che devi cioccare che sì. traballo umano.
Beh, insomma, non si può dire buona visca, voi non portate la cosa bene, dunque salutiamo a Nino e noi siamo andati, come dite, questionamente visca in mari, andiamo a abilità denesi, ancora può visca in mari. Dunque, se noi siamo proprio a mari con nassas, ma non scetti nassas. Tanto, in occasione non ci sono solo nassi, infatti, c'è una goffa o palamidu, vi sono degli zucchi che si viano come in boa, perché a valle giustamente... infatti, vengono in gusto, questa crocoriga è cinta. Tanto, sono degli zucchi, sì, degli semplici zucchi che venivano trattati praticamente come galleggianti, quindi come boa, per segnalare in effetti un veniva galada o la nassa o lo balamido, in questo caso la goffa. Invece quest'altra... Invece l'altra vedrina là in fondo è sempre un intreccio, sempre in materiali vegetali, quindi in canna, in giuncu, rinforzato veramente come la nassa di signor Nino Balamurena, tutto in ramoscelli di macchia mediterranea, quindi o mirto, olivastro, chessa. E nuda veniva tutto quanto intrecciato, proprio veniva rinforzato, perché isso, quando ancora li valchi non vanno i livrighi, tanto che si viveva come un frigo. Quindi veniva salpata la nassa o la goffa, quindi rubescio che vera 30 la nassa o la goffa veniva messo 30 questa specie di intreccio e da poi messo a fuori dei mussi della valca in modo che fosse saltato in mezza leva per tenere rubescio fresco. Invece questa nassa manna manna, questa nassa manna può vedere che è tutta quanta intrecciata in giuncu, a parte la base e qualche pezzo sopra allo vertice, che il veniva e viene tuttora intrecciata pure più manna, per applicare un bescio normale, quindi un zerro, qualche sara, così entra. Giustamente dentro, perché vediamo che ha una forma particolare di campana e dentro c'è un'altra campana. Viene calata a fondo di leva, vedi funi che servi li ha con una breda servi come ancora, quindi una volta che viene calata la nassa, dentro prima di essere calata si pone l'elca, quindi da poi lo bescio una volta che entra, vedi che vi sono la cule dentro, lo iuncu che fini, quindi di musi permette al bescio di entrare, però una volta che lo bescio entra in bara in trappola, perché lo iuncu giustamente si porta in base alla marea, quindi impide allo bescio di sci e in bara intrappolato. D'ogni nassa possiamo vedere che va sopra uno sportellino sempre con la canna, intrecciato in canna, un rami di macchia mediterranea, che serve proprio una volta che la nassa viene piccata da leva, bucando un bescio e quindi magari bunino o 30 di tu o buno magari. E continuare a pescare. Sì, però noi facciamo una cosa, su mari passavo invece di un altro luogo, a terra, poi sarebbe tipo altre cose, sempre altro stregio, altra faina, e si va accompagna se andava a pure perché stiamo vedendo le tradizioni di Galtedro non solo. E infatti noi siamo in terra, massaius e pastores che usano tutte queste cose adesso stregio e venu, e questo mondo bello, se tu conta, bene, noi che ti vogliono inquadrare pure. Questo mondo è de massaius e pastores. Tanto in Oga abbiamo la Camera che è dedicata all'agricoltura e alla pastorizia. Quindi abbiamo più che pastorizia abbiamo agricoltura, perché comunque abbiamo un po' di esemplari di intreccio che non riguardano solo Galtedro ma tutta la Sardegna. Come è un nao in noi, cioè tutto sul Mediterraneo. Infatti. In particolare ad esempio da Redo a Volteve una gadrea impagliata con la balmanana, quindi potremmo vedere infatti che la balmanana veniva trattata non solo per l'intreccio dei libaneri, ma pure per il coboli che avremo a vedere da voi, per l'impagliatura dei gadrei e non solo. Da voi invece vediamo che v'è questa specie di imbudo. Poi ci è su trigo, no? Infatti, tanto che il veniva messo è sempre intrecciato in canna, quindi è un intreccio particolare, tutto intrecciato in canna e rinforzato sempre con delle ratte di macchia mediterranea. Veniva il messo liado alla boida della Gaza in una zona fresca e quindi dentro a Gilto veniva fatto ruscichina dentro l'udrigo, l'avena, quindi un po' di l'olzo. E da poi Gilto andava messo in corrispondenza di questo attrezzo particolare, che è una macina, una mola asinaria. Ecco, allora, in Oga ce ne manca un pezzo.
perché a noi ce l'hanno regalato. Quindi sotto era una specie di preda quadrata e praticamente tenia la prima farina. Quindi 30 inoga veniva fatta a roscichinare dicendo la luce reale, quindi l'udrigu, andava in corrispondenza di il tubuccu e come ti potremmo vedere che la breda è appoggiata a un'altra breda piatta sotto. Quindi vi sono due buchi laterali, 30 questi due buchi venivano messi due stecchi, venivano liati all'ainu e quindi l'ainu girava e girando praticamente girava pure la breda che chizzava l'udrigu. Ecco, un'altra cosa, sicuramente noi obiu, gustavate, obiu è una bella cosa, ci funti uno scanto altro traballo che hai fatto, corda, sai, tutto canto. Sì. Come ti funti fatta tutto questa cosa? Tanto, in questa vetrina aveva un poco di funi. Ecco, allora, un bel di funi, 3 o 4 funi sono fatti tutti in palmanana, in maniera diversa. Dunque, stava il manana, usai stava d'ogni cosa. Quindi è trattata da qualsiasi cosa. Ecco perché infatti da voi, l'anni 60, come era mi dicendo Iossu, è stata dichiarata proprio protetta, perché comunque proprio se era di musica usenne proprio la moria di questa bianca. La miceda non ci divia ecco, invece questa cosa, questi 110. Questo invece, sempre vicino a questo attrezzo, veniva trattato, veniva messo proprio per arrivare l'udrigu. Ah, giusto già tanto. Esatto, questo praticamente è un orrio. Ah, bene. Quindi è una cosa manna intrecciata in canna intrecciata, come ti può vedere, e questo attrezzo veniva appoggiato a una specie di banca di solito di volma tonda, oppure essere pure quadrata, però abbastanza manna, perché la volma in questo caso è cilindrica, però la volma può essere pure quadrata. Sì. Ecco, sotto in questa banca va uno sportellino e la banca è dotata di bedi, quindi sotto, vedete il di voi, dove veniva messo un canestro, quindi salbria lo sportellino che fa un della banca e lo sportellino da il tubucco falava l'udrigu o comunque le cereali che venivano pigliati, messi, fatti ruscichinare 30 anni, quindi sono tutti e tre attrezzi che sono uno vicino all'altro. Ma c'è un altro aposento che a me mi piace bene, non in questo brano di Pizzus, è un aposento dedicato a isprammas po' devozioni, dunque a votivas, a rituali e tutto quanto. Se da fai vedi, gusta? Andiamo. Poi prima ti seguo. Andiamo, è una cosa bella mera questa del video. Punti gusta sa isprammas che abbiamo un'idea, votivas, ma o sa gita santa, voi te da fai? Tanto questi sono degli intrecci che si vagini tuttora. Parla delle balme, quindi la ghida santa. So degli intrecci, come ti potremmo vedere, trattando i germogli della balma da dattero, quindi si balme manni, che hanno un germoglio particolare, quindi la vetta dello germoglio è abbastanza larga. Mentre invece si può trattare pure, giustamente con gli intrecci più minori, lo germoglio della balma, la balma normale, quindi la balmuccia, la balma nana, che sarebbe quello che venga da in fondo. Nuda sono degli intrecci particolari che non vengono intrecciati solo in cartello ma tutta l'anglona e venivano accompagnati con dei ratti di oliva. Ovviamente stiamo vedendo di un simbolo cristiano e quindi simbolo di pace. Nuda qualche volta venivano trattati, quindi colorati con questa specie di tinta argento. Bello, mera, poi come un now, quando poi cominciare questa trasmissione di oggi, le cose belle, se non in Casteldusardo, dopo una proprio che in tradizione smanna, scadenei vosato, c'è gusta del suo canto a concordo, ma c'è sta gira santa. Dunque da solo l'unisanto, il scravamento, la professione che anda di Sagresia di Santa Maria a Saseu, di Sant'Antonio, dunque sa una cosa di importo umano, che comincia a Totto, sa Domenico prima, con sa Domenico de Sprammas, e noi avramo inizia proprio la ghida santa. Ecco, ma c'è una cosa bella di Ispanto che mi piace, e funti questa cosa bella, questa Questo in pratica è sfaina che è fatto. È un intreccio che veniva fatto proprio baladì di l'affido, quindi quando due si sposavano, non per forza lui sposo, ma comunque qualcuno che veniva, intrecciava questa cosa, che praticamente è un bouquet che veniva regalato alla sposa, intrecciato con
con il pighi di drigu, regalato alla sposa proprio come simbolo di poi fertilità. il drigu vi era un augurio Il drigu umano, è un augurio umano, infatti. E dunque, noi noi itapadeus andiamo su bacio che a voglio serrare questa puntata di cose belle. Siccome questo museo è un museo del Mediterraneo, sì, no, sì. non scelto di Casteldusardo, di tutta questa Sardegna, ma di altri luoghi pure. E dunque tengo questa curiosità di conoscere che gli altri luoghi ci furono rappresentati su questo museo. Sì. Andiamo un po'. Posso dirle un'altra cosa prima? Sì. Tanto, quando Voltaire ha citato, ha detto della settimana santa, eccetera, della Ghida Santa, bisogna dire pure una particolarità di questa Ghida Santa, che praticamente tutto il lunes santo, tutta la processione, che vè l'Uluni, lo Ioi e lo Venere, con il caravamento, eccetera, viene accompagnato la processione da Gori, di confraternita di Santa Croce, ecco, che praticamente è una confraternita che esiste da tanti anni, ha una storia particolare che stiamo vedendo da andare in darredo di parecchi anni e continua a stare come tradizione. Infatti noi ho visto questa trasmissione in presentazione che abbiamo fatto, sono andato proprio accanto alla chiesa di Santa Maria e ho detto questa cosa e ho salutato i confrati, questa confradia, dunque da questa Croce Santa, proprio questa ponosus, tenere un importo di avere un anno, questa tenere questa tradizione bella. Sì, perché è un priore, quindi certo. Uno che comanda, che viene eletto ogni anno la dita di Corpus Domini, e da voi impari a Edu, è praticamente un consiglio che bisogna dare un momento è un di musica, un consiglio, un comune. E la Iegia di Santa Maria, come intera città di Volta, è praticamente una Iegia privata, in senso che è proprio la Iegia della confraternita, non è la Iegia della Iegia, compreso mente Iegia, no, è proprio Iegia della confraternita, un mente sede della confraternita. Dunque, Torica, andiamo su basso e ci serramo un po' di questa puntata. Beh, in questo aposento che è l'ultimo ponosus, ci punti uno scanto da ballo su Campitano de Castello, Signa, poi della parte centrale della Sardegna, San Veromidis, mi pare, sì, poi sì. tutte tecniche. Come ti avete fatto questo di San Veromidis? Siete materiali dentro? Tanto, questo di San Veromilis, quindi stiamo vedendo dell'intreccio del centro della Sardegna, si tratta l'asfodelo, che è una pianta che comunque cresce non solo al centro Sardegna ma in tutta la Sardegna, e di musica che l'intreccio si tratta l'infiorescenza, quindi si accoglie l'infiorescenza intorno alla fine di febbraio-marzo e si tratta sia alla parte di Vora di questo drunco, ma pure la parte di Trento, sia la parte interna dell'Ubaneri ma pure la parte esterna. Mentre invece l'altra vedrina stiamo vedendo dell'intreccio che riguarda lo sud Sardegna e in particolare di un paesello vicino a Cagliari che si chiama Sinnai, che è famoso infatti per queste decorazioni che va. In questo caso, allora, in questo caso vediamo che vi sono un po' di golbuli e di canestri, quindi di canestri abbiamo detto che pure in cartello sono visti a forma di piatto. E in questo caso vediamo che vanno delle decorazioni un po' particolari, soprattutto con il colore ruglio. Dimmo pure che questi baneri facevano parte di una batteria che veniva andata in dote alla sposa quando si sposava. Quindi dovreste avere la sposa quando si sposava, dovreste avere un po' di canestri e colbuli che servivano infatti in casa a panificare. Questi baneri praticamente all'ugentro vanno un pezzo di roba che può essere damasco o broccato, quindi sono delle robe, delle stoffe abbastanza costosi. E servono solo ed esclusivamente per tappare un buco che è praticamente l'origine di questo bandiere mattese. Mentre invece in cartello buco e i bandieri non nemo perché il bandiere si comincia con il comincio, quindi con il piddico, i bandieri di Sinnai, come i bandieri del centro Sardegna, cominciano invece con un buco. Quindi da poi cominciano sempre a girare e si cuciti. E in pratica le decorazioni del paese di Sinnai vediamo che sono degli effetti di panno, in questo caso ruglio o niedu, e vengono messi innanzi allo iru e fissati allo iru mattessi con dei fili di iunco. Quindi Trento, il iru è la spiga dello drigo, praticamente lo gambo della spiga dello drigo, mentre Fora
Invece ora abbiamo lì filini che vediamo dorati, sono filini di iuncu che viene accolto, ripulito dalla batte che va dentro, che è una batte spugnosa, viene ripulito poi con un taglierino, lagato seccato, poi una volta seccato viene trattato proprio per cucire e fare queste decorazioni. Ed è un intreccio un bel particolare. Dunque, poi un'aica, ma scammente noi comprendo che c'è tutta questa tradizione manna e antica di Casteldusardo, con tutto il traballo, con tutto questo strece veno che ho vivo, c'è la Sardegna del Bascio, c'è la Sardegna del Mesu, con tutto questo traballo che fa in tradizioni, ma sicuramente commenti un nao, questo è il suo museo del Mediterraneo, dunque se noi ci punto un scanto vetrinas con cose che arrivano da Algeria, da Marocco, ita fonti, ita srebian. Quando Burinoga potremmo vedere infatti, tipo questo banere che è l'170, canto assomiglia ad esempio alle bandiere di Galtedo. Quindi potremmo vedere infatti che per quanto riguarda l'intreccio, vediamo che è un bel simile. Essa simbilla mera, È un bel simile alla tecnica appunto, quindi un giro e una cucitura e lo giro che va sotto. Le decorazioni sono ben simili a quelle che erano vendere di Signore Maddalena 1 e 2, infatti veglia che so tipo elica, e in pratica pure la voglia, ma è un bel simile a quelle che comunque avevamo noi in Oga in Sardegna. Quindi in questo caso è una golbola minoredda che poteva servire per contenere dei caramelli, dei dolci, eccetera. E poi vi su questa vetrina, e lì sta la mantessi. Tutta altre cose, belle che sono scastiendi, pari. Dunque, intanto Deodoro, grazie a tu per aver fatto comprendere commenti l'importo di avere umano, questo traballo e tutte cose che resi in noi a Into. Ma voglio dare grazie a tre cooperative, a Roscetti a Torica, ma a questa cooperativa Semata, che sempre cura da tutte le cose della cultura della Sardegna e tutto, e do grazie a Luca Sarriu, che è un altro uomo che si occupa di questa cultura cosa nostra, questa cooperativa Karma, questa memoria storica, e sul direttore tutto del suo museo, che non ha la possibilità di fare un'altra puntata di cose belle, è Nicola Russo. Poi noi, amico mio, è accabao, ma si fa pregere, sta gira che bene, e usa essere in un altro luogo di Portumano, poi usa conosci meglio questo poeta Antioco Casula Montanaro, e usa andare a Desolo, a Domo Cosa Sua e al suo museo multimediale. Dunque si è cominciato a sapere una cosa e poi se si fa piacere, se si piace in questa cosa, si viene questa gira che bene, con un'altra puntata di cose belle. Grazie a tutti. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, le regionali 22-2018, articolo 22.